Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Una donna è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale accaduto tra San Mardeichia e Pozzuolo del Friuli. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Latisana, intervenuti per rilievi e viabilità, mentre era al volante dell'auto la donna ha perso il controllo e la vettura è finita in un fossato a bordo strada, gomme all'aria. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Udine addettati dalla Sores. Nel frattempo il personale sanitario e i vigili del fuoco hanno operato in sinergia per liberare la donna rimasta incastrata all'interno del veicolo. Poi la corsa all'ospedale di Udine in codice giallo, in particolare per un trauma al volto. La donna è sempre rimasta cosciente e non è in pericolo di vita. Il 20 novembre scorso si è svolta a Capriva del Friuli la giornata del ringraziamento. L'evento è stato organizzato dalle sezioni Coldiretti di Moraro e Capriva, dall'Associazione Agricola Morarese, in collaborazione con l'Accademia Wine Lodge di Simonitten Cirque, con il patrocinio del Comune di Moraro, Capriva e la Banca di Credito Cooperativo. La Santa Messa, celebrata da Don Maurizio Qualizze, accompagnata dal coro Chiantors Tal Non di Marie, presso la chiesa Santissimo Nome di Maria, sono stati offerti i prodotti della terra. Al termine della celebrazione, i mezzi agricoli che si erano radunati dietro la chiesa si sono diretti verso l'Accademia di Simonitten Cirque per la benedizione da parte di Don Maurizio Qualizza con l'accompagnamento del gruppo folcloristico Michele Grion. Giovedì 24 novembre alle 8 fino alle 17 il CAFC effettuerà un intervento di manutenzione straordinaria agli impianti dell'acquedotto che riforniscono la parte nord di Tolmezzo. In particolare resteranno prive di servizio idrico le vie Paluzza, Torre Picotta e Baviera. Saranno possibili anche nelle ore successive temporanei cali di pressione e di intorbidimento dell'acqua a causa del riavvio delle condotte. In occasione della sospensione del servizio idrico saranno portati dal piazzale della casa circondariale 500 sacchetti da 3 litri cada uno per il fabbisogno idrico e che saranno distribuiti dal personale del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale. Tornano i voucher, i cosiddetti buoni lavoro, cancellati nel 2017 dopo un'operatività durata 10 anni. L'occasione per reintrodurre dal 1 gennaio 2023 lo strumento che rappresenta una forma di pagamento alternativa in caso di lavoro occasionale accessorio o di prestazioni saltuarie è stata la manovra finanziaria per il 2023 presentata dal governo Meloni. Si tratta di una misura da noi sempre ritenuta utile, commenta il presidente di Confagricoltura Friuli Venezia Giulia Valsassina, e della quale avevamo caldeggiato e condividiamo la reintroduzione. In agricoltura è uno strumento utile soprattutto per retribuire le persone che occasionalmente si dedicano alla raccolta dei prodotti e che attualmente è difficile e costoso inquadrare dal punto di vista retributivo e fiscale. Chiudiamo qui questa edizione live, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.